Qualcosa è cambiato, il centro-sinistra si è presentato unito, con un ampio schieramento di forze politiche e civiche, cosa che non era mai successa. Ha avuto un candidato scelto unitariamente dal basso, in Veneto, e ha dimostrato di poter avere un risultato solido che è imprescindibile anche per la Regione Veneto. Da opposizione ad alternativa, la definizione rimbalza di bocca in bocca nel post-voto in una coalizione di centro-sinistra a cui mancano forse un paio di punti per dire apertamente di aver raggiunto l'obiettivo della vigilia, il 30% dei consensi. Giovanni Manildo e il campo largo creato intorno a lui si fermano al 28 e 88%, dato che si presta a interpretazioni a seconda che si guardi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per il segretario regionale Martella l'esperimento è più che promosso, visto il raddoppio delle percentuali di 5 anni fa, dato che indica la direzione, dice, anche in vista delle amministrative di Venezia. Era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei prossimi anni. Una coalizione plurale, diversi angoli di visuale della società, ma capacità di avere una proposta concreta e univoca. In altre regioni questo ha portato alla vittoria e ritengo che possa essere un bel esempio, un bel laboratorio anche a livello nazionale. Il politologo Paolo Feltrin dato quantomeno di 2 buone prestazioni nella compagine. Tutto sommato il PD ottiene un risultato migliore sia delle politiche 22 sia delle europee 24 del 2024. Anche un buon risultato è ottenuto da ADS, Alleanza Verdi e Sinistra, che bene o male con un 5% per una forza di questo tipo è un risultato piuttosto significativo. PD al 16,6%, AVS al 4,64%, 9 eletti l'uno e 2 l'altro, ma anche Uniti per Manildo e le Civiche, rimasti entro il 2%, riescono a esprimere dei consiglieri e così pure i 5 Stelle. Io penso che uno possa anche accettare il fatto che il Veneto è una regione composita, che ha un voto storico, che ha un voto conservatore. La cosa che è mancata forse negli ultimi 20 anni è stata la capacità di interpretare anche un sentimento diverso. Secondo me questa coalizione, pur nella sua complessità, è stata in grado di interpretare, perché è riuscita a parlare di metropolitana in superficie, è riuscita a parlare del superamento del piccolo e bello, è riuscita a parlare di prevenzione, oltre chiaramente l'aspetto della repressione per quanto riguarda la sicurezza. Qualcosa è cambiato nella capacità di comunicare con i veneti. Per il segretario regionale la strada è segnata. Paga concretamente stare in mezzo alle persone, parlare delle questioni concrete che riguardano il lavoro, che riguardano la sanità, che riguardano il futuro dei giovani. E quindi è un lavoro che continueremo a fare naturalmente